Da che ambiente familiare proviene? Com'era la vita nel suo paese? Erano 6 fratelli, in sostanza tutti in emigrazione che si è ripetuta poi con i fratelli di mio papà, di cui 4 sono nell'America Latina, Argentina e Brasile. Quindi una famiglia, insomma, che sopravviveva con queste lacerazioni. Ecco, l'ultimo dei fratelli di mio papà, la mamma loro non l'ha potuto neanche rivedere, è andato via senza documenti a 17 anni, ecco, in Santa Fe, ecco, nell'Argentina. E quindi questa era una piccola realtà, ma che rappresentava, per così dire, la maggioranza degli abitanti del mio paese. Però con una nota particolare: c'era qualche piccolo latifondo, specialmente di emigranti di lusso, che raccoglievano dei contadini, dei braccianti, che venivano, diciamo, da Fossalta, dalla zona, diciamo così, della bassa friulana, e che sono stati capaci, questo è molto interessante, ecco, di integrazione. Sono riusciti con fatica a comprare anche le terre dei loro padroni e sono integrati. Io ho dei parenti ormai, insomma, integrati con questa realtà. Tanto che il mio paese, nella, diciamo così, connotazione del sedellianese, il paese dei puers, no? Però con una buona integrazione. Mi ricordo che per poter scaldarsi sul fogolar d'inverno andava uno dei particolarmente forte, capace, a tirar via gli zoccoli duri dei gelsi, no? Ecco, gli chiocci, ecco, per poter poi scaldarsi. Ecco. E quindi questa è stata la primissima infanzia mia, insomma. Povera, direi appena sufficiente, anche, però sostanzialmente abbastanza serena. Beh, direi che non avevamo molta simpatia, non correva simpatia per la realtà italiana, diciamo pure del risorgimento, insomma. Prima di tutto perché mancavano, dunque non c'era scuola media né a Codroipo, né a Spilimbergo, né a San Vito al Tagliamento, e quindi si finiva così con qualche, addirittura anch'io, io sono del 33, ho fatto i primi 3 anni a Rivis e quarta e quinta elementare a Turrida, ecco, e quindi diciamo l'informazione, anche l'informazione più elementare mancava. C'era forse il giornale La Vita Cattolica, ma qualche volta che dava qualche notizia. Quindi poi non c'era assolutamente la radio. Io ho comprato una piccola radio di seconda mano quando facevo la terza liceo. Quindi questa era la situazione qui. Però c'era una tradizione del nonno che era stato in Germania e che aveva naturalmente una concezione totalmente diversa, perché diceva per friulano, là, si tu has diridium fenic, ito destu lo dan, era una concezione, diciamo così, un altro che conoscevo, è stato 19 anni a New York, a Brooklyn, e naturalmente protetto poi da un medico ebraico, ebreo. E naturalmente diceva, ma era un'organizzazione, no? Che rispettava molto di più il cittadino nelle sue esigenze, nelle sue istanze. E questo era sconosciuto pressoché nel costume italiano. Questo è il punto. Quindi l'orizzonte politico come tale, io ho fatto appena arrivato al Balilla, no? Ma
per noi erano cose pressoché insopportabili, insomma, anche perché le povere mamme dovevano fare una divisa e la divisa costava, mica scherzi, questa è la realtà. Quindi è stata un'imposizione il momento fascista che non ha assolutamente, ecco, aiutato in nessuna maniera, o con una eccezione, le famiglie numerose. Io vivo in un locus del paesino dove ci sono molti borgo, ecco, quindi una famiglia aveva parecchi bambini, ecco, e era contentissima perché aveva, insomma, un'attenzione particolare, anche di tipo un pochino di pecunia, diciamo così. Questa è la primissima realtà. Questa era la realtà, insomma, il giovane e la ragazza cresciuti dovevano cercare lavoro da qualche parte, perché la famiglia, mi ricordo anche, insomma, l'emigrazione dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata un'emigrazione anche molto europea, Svizzera, Lussemburgo, Belgio, un fratello di padre Davide, insomma, Marcinelle, queste cose qui. Quindi c'è stata, però venivano a casa a Natale, c'era un mese, due, ecco, in cui il paese, i paesini si riempivano, facevano anche una festa dei lavoratori, degli emigranti, insomma, ecco. Però di fatto, insomma, finiva lì, ecco, l'orizzonte. Del 1933 eravamo in 17 noi, una sola ragazza che è diventata maestra, insomma, ha avuto il coraggio, ecco, di dire, anche perché viveva naturalmente con una contadinanza di un certo rilievo, doveva andare in collegio da qualche parte, insomma, eccoci. Cose che poi ho visto anche in altri paesini, doveva venire a Udine in qualche collegio, insomma, per poter fare le medie, ed eventualmente poi c'erano geometri, molto, insomma, Periz si diceva, per Furlan, ecco, e naturalmente la maestra, che era ancora una realtà abbastanza importante. Nel caso mio il problema è nato quando nel mio paesino, nella parrocchia, si fecero le missioni. La missione era una settimana molto intensa di carattere religioso, insomma. E sono venuti 2 missionari qui da Udine, quelli della missione, ecco, e un certo padre Petiti è stato così importante. Io avevo 10 anni e mezzo, verso gli 11 anni, è stato così, ovviamente facevo il chierichetto, insomma, come si usava nelle nostre parti, e ha avuto parole così intense per me sulla persona di Gesù. Sulla persona di Gesù, ecco, ha impressionato molto, ecco, la mia interiore. Mi è parso un uomo così bello, così nuovo, così interessante, ecco, e ha attirato la mia attenzione, molto infantile, ma intensa, perché gli uomini nostri, insomma, finivano all'osteria, e bestemmie in quantità, poi, insomma, io stesso andavo a prendere mio nonno abbastanza spesso, perché, insomma, sostanzialmente, insomma, un po' ubriaco, si intende. Erano anche specie di compensi, dopo erano compensi e poi mancanze assolute di orizzonti culturali, insomma, ecco. Comunque a me ha fatto impressione, e io ho detto a mia madre, senti, io voi la predi, tanto che mia madre si è meravigliata. Mio nonno poi, insomma, tu predi tal bosco, mi dice, perché io gli facevo dispetti, lui andava a dormire, a vivacchiare così, e io con una lente su un gesso gli facevo dispetto negli occhi, robette di... Insomma, questa è stata, diciamo, la prima realtà. Poi andare in seminario in quella volta era anche una specie di promozione, Tanto che uno degli zii, che poi faceva il casaro, dice, ma come, i tuoi figli, uno dei tuoi figli va a studiare?
facevano fare il barbiere, ecco, c'era questa specie di realtà difficile, no? Ecco, insomma, mia madre, che era una persona molto intelligente, secondo me, e rispettosa della mia libertà, anche dopo e tutta la mia vita, no, se il frutto al disco sì, allora, e sono andato in seminario. Ho fatto la missione alle medie a Castellerio, in quella volta a Castellerio, e poi ho fatto le medie a Castellerio in un periodo che va dal 45, 46, 47, 48. Quindi eravamo in quegli anni lì abbastanza tribolati, perché nel 1944, 44, 45 Castellerio è stata bombardata perché c'era un deposito di munizioni, ecco, accanto al seminario. Monsignor Nogara, vescovo, è stato avvertito, ma insomma hanno voluto iniziare ugualmente il seminario minore, e dopo sono morte anche delle persone, e il fatto sta che non so come sono andate a finire le cose. Hanno mandato a casa noi, insomma, studenti, e abbiamo ripreso poi nel 45-46, che è finita la guerra, e quindi, insomma, si viveva in una specie di orizzonte, diciamo così, direi disciplinarmente severo, ecco, e culturalmente, per noi in quella volta, abbastanza esigente, soprattutto nel latino, perché poi c'è un orizzonte, ecco. E quindi praticamente le medie inferiori e quarta e quinta ginnasio, io le ho vissute con una certa, specialmente quarta e quinta ginnasiale, c'era il professor Toller, ecco, e con una certa intensità, compreso insomma l'inizio del greco, no? E questa è stata, e poi insomma è stata un'adolescenza abbastanza importante dal punto di vista culturale, tanto che quando arrivavo a casa e adoperavo qualche parolone, insomma, voi gliel dice, c'erano così queste realtà, no? Il liceo è stato, l'indirizzo, diciamo, scolastico era quello del liceo, quindi c'era un'attenzione particolare alla storia della filosofia, nel senso che si sposava, il mio insegnante è stato Monsignor Ciguttini, che poi è diventato anche vescovo. Era, come dire, un orizzonte terribilmente protetto da un punto di vista della ricerca. Posso dire, un po' da manuale, da 4-5 certezze che devi in qualche maniera integrare e poi dire al popolo, perché noi venivamo preparati per essere, diciamo, gli educatori, ecco, soprattutto poi non solo di carattere dogmatico, ma anche di carattere etico. E c'era una preferenza per l'aristotelismo, perché l'aristotelismo c'era un'attenzione, ecco, particolare a Tommaso d'Aquino, che ben si intende, che adopera questo orizzonte per tentare di spiegare in qualche maniera, chiamiamola ragionevole, il mysterium, un po' questa realtà qui. Per esempio il divenire, atto e potenza, ecco, spiega magnificamente bene l'Eucaristia. Non so se c'è la sostanza, ma poi ci sono... Era un orizzonte filosofico, ecco, direi indirizzato specificamente alla dizione del mysterium cristiano, ecco, e dentro, ecco, una riflessione filosofica. Per cui i moderni, se lasciamo il nostro... di moderni, cominciando poi da Kant in su, ecco, c'erano certe, molte riserve, o perlomeno delle indicazioni di protezione, ecco, quasi che la ricerca nuda e cruda, ecco, fosse in qualche maniera meno adatta, ecco, al pastore domani che deve guidare le pecore.
così anche un po' la storia. Addirittura era Monsignor Bertolla che era bravo, ecco. Però anche il Cinquecento luterano, insomma, era estremamente protetto, insomma, ecco, da una visione, diciamo, storico-critica, no? Questa era un po' la nostra preparazione. Ecco. Poi in la terza liceo io ero mai fatto. Io non sono piuttosto rigido nella concezione della mia giornata e anche degli studi, però sono stato sempre abbastanza critico e naturalmente fatto l'ultimo anno del liceo, insomma, in condotta mi hanno dato 8,5, che era il minimo. Non perché rompevo le scatole da un punto di vista disciplinare o cose del genere, ma perché facevo fatica, molta fatica, ecco, ad essere in sintonia, ecco, e quindi il rettore del seminario dice no, noi se non vieni il prossimo anno, era finito il liceo, dovevo iniziare la teologia, va bene, noi insomma, sì, ti licenziamo, insomma, perché probabilmente non sei adatto, eccoci, a quella che è la tua funzione futura di pastore, perché il pastore deve rassicurare e non è, questa è un po' la realtà che vi ha accompagnato molti di noi. E naturalmente, però dice, se vuoi tornare un altro anno, ti riceviamo. E abbiamo fatto, io ho detto a mia madre, no, tagliare non vuoi l'invemi, poi c'è molto di mia madre. E lei è venuta su a parlare con il rettore. Come voi io avevo detto, cerca lei. Ecco, sì, così sono stato ripreso. Ho fatto una buona teologia, insomma, abbastanza buona. Ecco. Naturalmente con molto, e lì anche con molto spirito critico, ecco, molto spirito critico. Tanto più che lo stesso Moretti in quella volta insegnava, il signor Moretti che poi insegnava, lui biblica, no? Introduceva già, ecco, i generi letterari, quindi una lettura della Bibbia storico-critica, ed è stato il nostro insegnante della maggiore apertura. Invece la dogmatica, cioè lo studio, diciamo così, forse più, la faceva il professor Ferrino e naturalmente aveva un manuale, sempre in latino, come si intende, ma la prima cosa era sempre errores, mamma mia, come si fa errores? Ecco. Qual è stata direttamente la sua esperienza del 68? Noi il 68 l'abbiamo vissuto in maniera ricca, in maniera molto ricca, perché eravamo e cominciavamo anche a sentire le teologie dell'Europa, la teologia, la Nouvelle Théologie di Saulchoir e poi di Lovanio, che ben si intende, ecco, e poi le varie teologie, teologia della speranza, teologia della speranza, teologia politica e teologia della liberazione. C'erano già i maestri, diciamo, preparati addirittura prima del concilio, che hanno avuto problemi grossi con Pio XII per la libertà, ecco. Però circolavano, e anche una passione un po' per le lingue, no? Ma altra cosa terribile, perché insomma io avrei sperato che ci facessero fare, almeno avevamo a 120 chilometri i cosi, la Lubiana, avevamo ad altri 100 chilometri Klagenfurt. Perché non ci fate fare la teologia? 2 anni di teologia, in maniera di
E poi magari se siete proprio cattolicissimi ne facciamo a Dublino, quella di cosa. Ecco, in maniera tale, come fanno i gesuiti, quando arrivi tu a 24-25 anni possiedi in maniera abbastanza seria 3-4 lingue. Ma noi eravamo preparati, ecco, per insegnare al popolo nostro, altra cosa che la Chiesa non riusciva a capire, tanto nel 1970 nasce la scuola media, l'elevazione della cultura, è stata una crescita culturale, specialmente dagli anni 70 in su, ecco, che anche questa è stata preparata in qualche maniera dalle istanze del 68, questa ricchezza qui. E quindi il popolo era altra cosa, non era il popolo ignorante che non capisce noi e che bisogna insegnare, è il popolo che comincia a pensare, ad essere critico. Questa è stata la nostra stagione più problematica, ecco. E qui potrei raccontare un sacco di episodi, ecco, di questa realtà qui. E un'altra cosa poi è terribilmente interessante, no? La teologia, sì, io ho tentato di capire un po' in profondità che cos'è la liturgia, perché il prete fa un sacco di cose liturgiche. Per esempio il problema dei segni. Lì che abbiamo conosciuto anche Umberto Eco, per esempio, chi aveva degli interessi. Ecco, e il semei è un mondo. Che significato ha? Lì c'è stato, io ho frequentato l'Istituto Liturgico di Padova, anche per poter capire, ecco che, quindi buttar via, insomma, eliminare una specie di devozionismo, no? Ecco. E naturalmente quando sono diventato anche creatore di una parrocchia, ho anche pensato che il Tempio, la Chiesa Tempio dovrebbe sparire, non ha nessun senso. Ma la Chiesa casa ha senso, la Chiesa casa ha senso, perché anche nella tradizione ebraica il Tempio di Gerusalemme non è amato né da Giovanni Battista e meno ancora da Gesù, ma la sinagoga no. E nella sinagoga tutti hanno diritto di parola. La sinagoga è ecclesia, è assemblea. E l'orizzonte principale della fede cristiana è l'ambiente famiglia, la comunità. Quando io ho messo in piedi anche, anche ho fatto proprio un eglisma in sintonia con già delle realtà europee, e devo dire che qui è stato bocciato il progetto sia dall'ufficio tecnico comunale, ovviamente anche dalla commissione di arte sacra. Sono andato a Roma, dove c'era una commissione voluta da Andreotti, tanto per dire, che valeva però per tutta l'Italia, no? Sono andato giù mercoledì con il mio progettista, approvato subito. E ho capito che Roma, pur essendo molte volte criticabilissima, ha un senso dell'universo molto più grande, almeno nelle persone, negli uomini che ho incontrato. E ho potuto fare accessorium sequitur principale, Bonifacio VIII, quindi qui Antasciuto ho potuto fare. E trasformare naturalmente la parrocchia, che era una specie di servizio pubblico, dove si fa benzina dal benzinaio, insomma, cominciare a fare una comunità, cominciare per esempio a conoscersi. E un'altra cosa che ho imparato molto da padre David è stato, eccoci, finire di combatterci in nome di ideologie e cominciare a vedere che ragioni abbiamo. E se le ragioni servono in qualche maniera alla crescita della comunità come tale, in un'apertura universalista che mi sembra oggi, forse dopo Giovanni Paolo II, che è un polacco, è un po'... Questo che è venuto dall'Argentina adesso, il Papa che è d'Argentina, ha, secondo me, questi respiri universali. Questi respiri, per esempio, non so,
forse è importante, no? Ecco, raccogliere tutte le valenze spirituali e interiori che le varie culture in qualche maniera pongono. E non combatterci, ma fare un mosaico, un mosaico. Questo è un po' l'orizzonte significativo, ecco, anche della esistenza in qualche maniera. Oh. Poi i grandissimi problemi, insomma, no? Il concetto della laicità, dello Stato, di tutte queste cose qui. Noi abbiamo acquisito questo da Giovanni XXIII in poi. Giovanni XXIII è un colosso in questo senso, con alcune indicazioni di fondo, perché per esempio, qui è del 68, è bellissimo, la fine, diciamo, degli orizzonti tipicamente gerarchico-istituzionali. Io ricordo quello che ho imparato da bambino, chi è cristiano è colui che obbedisce ai legittimi pastori, mentre invece, ecco, il popolo di Dio. E che cos'è il popolo di Dio? Il popolo di Dio nella storia, quindi nella evoluzione storica. E quindi il rapporto naturalmente con le culture. Per esempio il 68 è stato formidabilmente interessante dal punto di vista culturale, perché ecco, ha per esempio sognato un mondo di uguali, un mondo di uguali. E che cos'è di più uguali nell'orizzonte cristiano serio che è la fratellanza, addirittura la fratellanza. E qui nascono poi orizzonti particolarmente intensi anche dal punto di vista come è possibile sopportare che pochissime persone siano dominatori degli altri uomini. Ma come è possibile? Quindi il capitalismo, come tanto nell'esperienza di Padre Davide, ecco, l'esperienza di Don Zeno, no? Di Domadelfia, insomma il nome stesso, è la fratellanza, non è l'assenso, la proprietà. Che cos'è la proprietà? Addirittura poi se la proprietà diventa violenta, nel senso che divide, opprime, e qui nasce tutti gli orizzonti dell'America Latina, in cui sono protagonisti i gesuiti e i preti mondolati. Quindi una visione, ecco, la teologia politica, no? La testimonianza in queste direzioni. Quindi noi abbiamo assorbito poi, ecco, pian piano, fra la cultura teologica che era nata, dunque una cultura, la Nouvelle Théologie, che metteva dentro il mondo, l'intero mondo, l'evoluzione, l'uomo, la difesa. Questo è interessantissimo, è stata un po' la nostra realtà. I papi, ecco, anche Paolo VI ha tentato di far ripartire il concilio, Paolo VI. Naturalmente, fino a un certo punto, no, ha tentato di salvare, insomma, ancora l'autorevolezza dell'autorità. Ma forse non è... Poi Giovanni Paolo II è un polacco, quindi non ci ha pensato in quelle direzioni lì. Le masse, però ecco, mi sembra che questo Papa qui possa di nuovo, ecco, puntare su due orizzonti, su due orizzonti, la riduzione, diciamo, dell'aspetto istituzionale. Prima la Chiesa era statica, anche la nostra educazione supponeva non un futuro aperto, un futuro statico, no? Ecco. E questo proprio è tipico del 60, ecco, una crescita, ecco, in questo. Quindi meno istituzione e più carisma, meno istituzione e più carisma, che vuol dire valorizzazione delle qualità in termini creativi. Questo per esempio è stato il mio orizzonte fondamentale. Ecco, noi prima di tutto, ecco, siamo, diciamo, pure un po' di lievito in questo senso, nel senso di ridimensionare l'aspetto istituzionale fino quasi, chissà poi, qualche volta dicono, che cosa ha voluto Gesù Cristo? Non certo il pontefice massimo di Roma, no? Questo è pagano, no?
credo che questo Papa inorridisca di fronte ad una roba del genere. Vescovo è uno che cura e la realtà episcopea, insomma, in termini di fratellanza, eccoci. Naturalmente con un orizzonte specifico, le parti più povere, più maltrattate della realtà. Quindi ci sono iniezioni, no? Ecco, importantissime anche nella la cultura laica, insomma, è il Vangelo, no? Guai se diventa istituzione, no? È movimento, è creatività, questo è il punto. Quindi questi due orizzonti sono due orizzonti secondo me molto importanti. Che il 68 è stato un salto culturale di una minoranza, un salto culturale della minoranza, poi con tutti diciamo, i pregi e i difetti, ma che ha in qualche maniera preparato la realtà. Nel 1970 anche il problema dei lavoratori, lo statuto dei lavoratori, è stata una cosa estremamente, il femminismo, tutta la realtà, e quindi ricchissima. Ancora nella Chiesa la donna, nessun Papa ancora è stato capace di riuscire non solo a leggere il Vangelo nella liturgia, una donna non può leggere il Vangelo in un'azione liturgica, non è in grado di fare la cosa, la diaconessa, diciamo così. Diaconessa vuol dire che poi le donne sono magnifiche conoscitrici della realtà, no? Noi uomini, insomma, è un aspetto fondamentale, per esempio, del servizio alle persone. Penso agli ammalati, è interessantissimo. Ecco, c'è uno sviluppo ancora, ecco, della Chiesa, della Ecclesia, diciamo così, in questa dove meno istituzione, sempre meno istituzione e più creatività, uguaglianza delle persone, ma anche dei diritti di queste, anche fra uomo e donna, insomma. Ancora in Copenaghen un sacco di femmine, insomma, è una roba terribile, no? Quindi logicamente se c'è una valorizzazione in questo senso è importante. E naturalmente credo che questa realtà sia decisamente ancora da mettere in piedi, almeno nel mondo, anche qui. Che significato oggi? Luterani, calvinisti, presbiteriani, che razza di roba, che significato ha? Ortodossi, che sono poi di una ricchezza anche culturale enorme, mamma mia, il mondo. E poi le sofie orientali che sono una visione. Ecco, siamo di fronte, secondo me, ad una nascita creativa, ecco, importantissima. Queste sono un po' le realtà che ho vissuto io. È bello parlare anche di questo. Noi abbiamo tentato, 1958, ho detto messa io, no? E sono andato cappellano a Paderno qui, ecco. E naturalmente lì c'era un'accolta di preti abbastanza interessante. Cito Placereani per dire uno, ecco. E poi cito Perini, che quello era di Savogliano. C'era qui l'orizzonte, diciamo, di Zaffonato come vescovo. E un gruppetto di noi ha pensato di fare un foglio, anzi, che dico, di riunirsi senza il permesso del vescovo. Di riunirsi, insomma. E la domenica sera, finite le nostre funzioni, magari mangiando un boccone, abbiamo cominciato a parlare, ecco, prima di tutto e soprattutto di un bisogno autentico di libertà. La prima cosa che noi abbiamo, per esempio, è possibile che un gruppo di preti spontaneamente discuta sulla propria posizione, sulla posizione, diciamo così, progettuale della diocesi. C'erano anche quei consigli presbiterali, anzi,
Questo noi l'abbiamo chiamato proposta. E naturalmente fra anche le cose, le realtà, diciamo così, che sembravano urgenti è che determinate destinazioni anche non fossero sempre calate dall'alto. Ti arriva un biglietto e ti dice: senti, tu che sei, vai a Sauris. Tu di Sauris vai a Cleules, insomma, tu... Un biglietto, insomma, eravamo un po', insomma, sentici, oppure un gruppetto privilegiato del vescovo, insomma, un gruppo, insomma, chiama, insomma, no? Io ricevo una nota, ti presenterai a Paderno il giorno tale dei tali. A Madrid, quando sono arrivato sulla porta, è venuta fuori la Perpetua, grande e grossa, e mi dice: Cesare, qui è lui. E dice: sono il cappellano. Ah, ma no, non tieni il cappellano. Questa è roba che a raccontarle, insomma. E eravamo arrabbiati. Qualche prete, anche un menino, era proprio di e di San Juan, e diceva, insomma, facciamo un sindacato. Perché un mio compagno era cappellano a Sedilis, insomma, è venuto alla visita pastorale a Sedilis e il vescovo ha detto al parroco, come il cappellano così, sente il cappellano e dice: guarda, il vino buono lo porta voi a Udine perché lo facciate monsignore. E a me dice: dà un po' di vino, è un mieciuf dur, insomma. Eliminato, cacciato, non cacciato via il parroco, cacciato via il cappellano, insomma, una roba. Ma poi infantile, ridicola, io non so di chi si... Morale della favola, dunque, abbiamo fatto questa proposta. Facevano parte anche Fabris, Rinaldo, e Pezzetta. Pezzetta aveva anche scritto un bel libretto, e Chiesa che cambia. E naturalmente il presbiterio, il gruppo dei consiglieri, li ha impegnati a lasciare il foglietto proposta, perché se lasciano il foglietto possono continuare a insegnare biblica e dogmatica insieme, se no non possono insegnare. Povero Pezzetta, Nardin è andato a Milano, ha trovato dopo il Colombo. Erano la storia 70, 74, i 70, il divorzio, 74, il famoso cosa per eliminare. Ha dovuto andare nel Ticino, peggio ancora, insomma, il ritardo proprio anche della concezione laica dello Stato, no? Questo è il punto. E lei è tornato qui in Friuli a dirigere una cooperativa dopo il terremoto, tanto per intendersi. Poi hanno tentato di integrarlo, voleva... Questi, ecco, Fabris si è ritirato anche lui dal foglio e ha cominciato a studiare sul serio, è diventato il colosso poi che sappiamo, eccoci. Allora, prima proposta, ecco, è proposta e poi c'è stata una specie di evoluzione, di maturazione. Quelli preti che mettevano in crisi, perché noi avevamo fatto anche discusso del celibato. Era un discusso, era un tabù, ma un tabù autentico. C'è scritto dopo che canzone piace a me, insomma, dire, ad un certo, noi non avevamo, il dramma era pazienza, non sposarsi, non avevamo il diritto all'affettività. Non avevamo il diritto all'affettività, forse neanche della madre. Mia madre è stata così intelligente che non ha mai voluto venire con me per lasciarmi libero. Io ho sempre apprezzato, è vissuta fino a 100 anni. Dico,
Allora sono cominciate delle scelte, eccoci. Noi in quel momento storico avevamo soprattutto un bisogno di poter essere insieme ed essere critici fino in fondo con la nostra, diciamo, identità, l'identità personale che poi uno acquisisce e l'identità poi del sistema, insomma. Io ho fatto la premessa al libro di Bellina, no? La fabbrica dei Predis, la premessa l'ho fatta io, non dico... E naturalmente qualcuno diciamo, è diventato, per ragioni forse molte volte anche personali, no? Chi per esempio puntava di noi ad avere una certa significazione istituzionale, con proposta non la trovava, insomma, ecco, ci veniva bene, e poi morta così. Anche poi le vicende di Zaffonato, 73 l'hanno spedito, ed è venuto Battisti. Con Battisti, ecco, questo bisogno di libertà è stato, secondo me, molto, è stato preso sul serio. E con una istanza, secondo me non è progredito molto, perché fra i preti nostri c'era il peso di Marchetti, l'uomo che ha, insomma, che ha costruito il supporto fondamentale della lingua, poi diciamo, l'orizzonte un po' politico anche di Checco Placeriani ha introdotto anche in qualche maniera le istanze della benecia, dei nostri... E in quel primo momento di Battisti è stato questo che dovette in qualche maniera affrontare la questione della Chiesa locale, con le sue diversità. Il frammento tedesco, ma soprattutto la presenza della paleoslava, insomma, e la presenza poi delle lingue. Il friulano non era lingua ancora, conosciuto dal Parlamento, e quindi è cominciato il grande problema a tradurre la Bibbia che ha fatto Checco Placeriani, poi Londero, Pieri Picciol, no? È stato naturalmente, come dire, no, che Battisti insomma, veniva da un orizzonte molto lontano. Poi non so se questi vescovi qui conoscevano la storia del patriarcato, il patriarcato tedesco dal 1200. E queste, insomma, è stata anche una reviviscenza culturale, ecco, che per fortuna l'università è stata voluta da noi fino in fondo, no? Ecco, la critica nostra alla democrazia cristiana e anche ai partiti, anche a tutti i partiti, insomma, 500 preti che firmano, ecco, una specie diciamo, di carta, ecco, costituzionale un pochino della nostra etnia, no? Ecco. Il Battisti però è stato anche bravo nel riconoscere la validità della nuova teologia e del metodo storico-critico per quanto riguarda l'orizzonte biblico, e Fabris in questo senso e naturalmente li ha reintegrati. È nata, come dire, ecco, noi abbiamo allora fondato, soprattutto per gli aspetti appunto un po' etnico-politici, un altro movimento che è Lettere Friulane, non so se in qualche maniera, e sono state anche pubblicate. Questo per esempio in 2 volumi, no? Questo è il volume di Lettere Friulane, ecco, che poi è per dire, e qui non erano solo preti, ma anche quella laici, chiamiamoli contestatori, nel senso buono della parola, e le cosiddette comunità di base, che hanno avuto diversissime modalità nell'Italia, no?
Naturalmente qui noi avevamo, insomma, io sono stato chiamato in diverse comunità di base dove c'era un bisogno di libertà anche nella parrocchia, un bisogno di valorizzazione. Anzi, io avevo proposto a Battisti di fare una decina di esperimenti, no? Ecco, quello che a me importava non è cambiare tutto, che non è possibile, ma fare degli esperimenti, delle zone di esperimenti, in maniera tale che il nuovo del concilio venisse in qualche maniera visto in prima persona dal vescovo, e che naturalmente un po' alla volta diventasse, ecco, io sono del Codroipese, del Stadeglianese, come le 15, 20, 30 parrocchie che fanno capo a questi mandamenti da non so quanto tempo plurisecolare. Naturalmente, se si fa la liturgia in una certa maniera, se i contatti vengono presi per esempio con il popolo, non contro il popolo, c'erano bellissime chiese che hanno fatto trappole di nuovo romanico, nuovo gotico, sono chiese immense, inutili, insopportabili. Poi che senso ha i cristiani? La chiesa è casa di Dio, cosa vuol dire casa di Dio? Sono robe, e quindi una specie di ritraduzione. E Battisti non ha avuto il coraggio, ecco, pur essendo, e a Lettere Friulane veniva anche lui, non sempre, ma non c'era più conflitto, ecco, come credo non fosse conflitto neanche con i partiti della sinistra, che lui era particolarmente simpatico in quella, soprattutto per certe realtà. Quindi c'è stato un periodo e anche ha lasciato molta libertà ai preti di fare le loro decisioni. Se uno si ingabbia in qualche maniera, dico onorevolmente, in un'affettività, insomma, risolviamola, insomma, no? Che roba, i diritti dell'uomo sono fondamentali, sono giusta natura, insomma, è giusta Vangelo. E quindi logicamente abbiamo avuto un periodo molto interessante e molto bello. È lì che è nato anche l'eventualità di un cappellano dell'università, non che va a confessare i professori, ma che accanto all'università nella stessa città si fa che cosa? Una serie di incontri di dialogo, ecco, di dialogo. Ecco, e questo mi sembra, ecco, è stato, e ha cercato me in quel momento, senti, tu, insomma, potresti, che hai una certa attenzione alla cultura laica, insomma, no? E anche Sceimonato ho portato io anche persone, insomma. E non è possibile altrimenti, no? È che creare quindi un certo rapporto culturale, mi pare che anche una certa liturgia, eccoci. Ecco. E avanti di sto passo poi sono cambiati i tempi, no? Ad un certo momento, questo è terribile, com'è possibile che quando cambia un vescovo, altro problema grossissimo, no? Perché non lo sceglie la gente il vescovo, ma che razza di roba è? E quindi chissà che, questo è un altro salto che la Chiesa deve fare. Torni pure il Papa, ma scelta in questo è importantissimo, no? Ecco. E Battisti, insomma, quando ha finito 75 anni, e hanno fatto il benedetto Brollo, che è del 33 come me, mese di dicembre, e il quale ha bloccato, insomma, questo orizzonte, anche perché, secondo Brollo, prima va la pastorale, dopo la cultura, e non ha capito che è prima la cultura e che quando non c'è cultura non c'è né pastorale né questo né l'altro. Ecco, e così, insomma, adesso quello che... Io volevo chiedere una cosa, il giudizio sul 68 è emerso chiaramente. Io credo che è stata una roba, è un salto culturale di notevole rilievo
il 68, anche se in Italia c'è stata questa contestazione. Cito questa contestazione in Italia, no? Che poi ha assunto, secondo me, io posso dire anche gli atteggiamenti, no? Che c'è una roba. Mi sembrava importante, per quanto riguarda poi la mia attenzione, anche qui, la mia attenzione, a Malignani per esempio occorreva alcuni studenti volevano l'assemblea, che non era permessa. Io nel mio ambientino che cominciavo a fare la canonica, insomma, noi la chiesa, ho dato ospitalità, non ho favorito io, insomma, ero anche insegnante, lì Dio ci scambia liberi, insomma. Ma un gruppo di studenti mi dice, senti, siccome mi vedevano abbastanza aperto, non stai nelle stanze con chiacchierin, con viodinchi, perché è possibile che i studenti... E ho prestato. Era Gaggia, vicepreside, vice sindaco, quella roba lì, e naturalmente mi ha chiamato e mi ha detto, dice, ma quella roba lì dove sei tu, è roba tua o roba della curia? No, dico, io sto facendo una parrocchia, ma dice, il prossimo anno qui non sei gradito. E sono stato mandato allo Zanon, prima classe, ma dunque, anche questa roba, ad un certo momento, parlo del 68, no? Che era il secondo bisogno, lì prima di tutto una libertà fontale, no? Seconda cosa, una libertà democratica, mondo ladro, democratica, che quindi viene dalla base, questo è molto importante, molto decisivo. È così nato un pochino anche il processo nella scuola nostra. Scusa, è venuta una volta la Adele Faccio, no? Non l'hanno lasciata entrare allo Zanon. Ha dovuto parlare alla gente nel cortile. Questo naturalmente, torno a dire, no? Il 68 ha prodotto una istanza culturale con valenze molto antropologiche, con valenze politiche, con valenze anche ecclesiali, Solo che qui da noi, anche la chiusura, sa, Milano, bisognerebbe tentare di capire cos'è Milano, no? Anche la benedetta Università Cattolica, no? Sappiamo un sacco di cose, no? E specialmente del padre che l'ha fondata, insomma, no? E anche lì, insomma, era una specie di imbonimento, insomma, per certi versi, no? Quindi Capanna è stato all'Università Cattolica con il placet e gli aiuti di Monsignor Cicottini, che era vescovo di Città di Castello. E poi lui ha inventato, da noi in certi momenti, il 68, con lotta continua, da noi ha assunto, e questo ha fatto sempre molta paura, dunque, no? Ha assunto una protesta, una contestazione marxista e violenta. E questo ha creato, Turondo per esempio ha tentato, anche Pandolfi che ha diretto il film, gli ultimi, è stato più volte alla corsia dei servi, perché lui ha concepito, con Di Piazza, ha concepito uno status di dialogo permanente, ritornando alle fonti, i padri della Chiesa, ritornando alle fonti, questo è importante, no? E non è avvenuto, per esempio, quella la cattolica. Allora quindi c'è stata questa realtà, come alcuni nell'America Latina, Torres, padre di Camilo Torres, stessa roba, dice qua noi, se non agiamo in termini violenti, noi non cambiamo il sistema. È stato un po' questo, però il 68 era, posso dire un'altra cosa, che ad un certo momento il Partito Comunista è stato, allo Zanon, è stato nemico delle
della apertura, ecco, grande, creativa, dell'assemblea studentesca, tanto che all'inizio degli anni '80 hanno cominciato a fare l'assemblea di gente di musica rock e compagnia, quindi hanno distrutto la possibilità di un'evoluzione. Questo però il 68 è stato l'anima, secondo me, di tutto ciò che è avvenuto, anche quello di cui vogliamo. È in sintonia poi col Vaticano II. È in sintonia col Vaticano II, che questo Papa, per esempio, tenta, chissà se riuscirà almeno a mandare a Remengolo Iornia, chissà, non so se rendo l'idea. Complessivamente che giudizio dà con quello strumento perfetto che è il senno di poi del 68? Beh, ci sono delle problematiche di fondo, no? Per quanto riguarda, diciamo, anche la realtà sociale, politica, no? E indubbiamente il 68, molto del 68 era utopistico. Utopistico, è una creatività prima di tutto sognata, ecco, che deve fare i conti con la realtà, ecco, questo è stato un po', ecco. E quindi certe acutizzazioni sono state naturalmente consegnate anche a piccoli gruppi, insomma, no? A piccoli gruppi che non sono il 68, per esempio anche il primissimo movimento nell'America Latina era abbastanza dialogante, no? Solo che, insomma, le dittature erano, oltre che orribili, e cretine, insomma, no? Proprio violente fra l'altro, no? Mamma mia, Turoldo dice, pazienza, almeno quando è andato a Dachau, dopo avevo camminato sulle ceneri con orrore, ma in Argentina, dai, lui ha conosciuto anche Allende poco prima che lo uccidessero. Mamma mia, fanno sparire addirittura i corpi, non esiste niente, una roba pazzesca proprio. È il fascino del nulla. Il concetto del male che ha Turoldo è il fascino del nulla, il gusto di distruggere. E naturalmente, ecco, per quanto riguarda poi, questo è molto importante, per quanto riguarda l'istituzione va benissimo, un frammento di istituzione, ma autorevole. Noi qui in Italia stiamo votando gente, mi pare che, insomma, lascia molto a pensare in questo senso. Tanto che andiamo a rischio di pensare che ci sia una specie di dominio sottoculturale. Questo è il punto. Quindi ecco, il recupero, ecco, difficile anche nella Chiesa, insomma, possibile. Ecco, e poi naturalmente il problema grossissimo della violenza, no? Ecco, dunque, io credo che il primissimo 68, ecco, quello che ho vissuto anch'io con studenti, è una democrazia, l'eliminazione, ecco, è molto importante, la concezione, ecco, dell'uguaglianza, che ha un aspetto notevole da un punto di vista non solo politico, nelle democrazie. È bellissimo anche il vestire di quell'epoca, avevano il giubbotto di qua, le cose. C'era il bisogno bellissimo, Turoldo dice che a proposito di Romero, quando hanno ucciso, che è tornato popolo, hanno ucciso il popolo. Questa è cosa molto importante. E quindi io ho cominciato così la parrocchia, dottor tale, professor tale, Tony, Jacob, Manny, insomma, Tornina, dopo, insomma. Ecco, questa avevo segnato anche, no? Il rifiuto della gerarchia, ecco, e poi naturalmente la gerarchia che divide, no? Il vescovo come questo, insomma, io sono anche vecchietto, insomma, è bellissimo darci del tu, che ben si intende, però insomma, anche questo ha un certo significato, no? Il bellissimo, no? Quindi questa,
un piccolissimo colloquio, mai visti del tu, insomma. Allora, il problema è molto di fondo, no? Ecco. E sarebbe importante, segnalo, no? Ecco, che si instaurasse una società di uguali, ecco, si instaurasse una società di uguali, che ha poi c'è la correttezza, ma di uguali, uguali. Se noi fossimo, ecco, cominciamo subito a dire, quello lì è di Sant'Osvaldo, quando viene di Bon di San Walter, ecco una società, che poi questa è una riserva culturale, che facilita il rapporto, ecco, perché un corpo può essere stupido per capire anche i vizi di una persona, ma il problema non è combattere i vizi della persona, è farla crescere, no? Questo è il punto. Io sono convinto, ecco, che questa è una realtà che poi è evangelica fatto, no? Ecco, io direi... E poi dice la critica frontale al sistema capitalistico. Questo è terribilmente serio. E questa gente del 68, ecco, è lì che sono nate poi anche le istanze terroristiche, tutte queste robe qui, no? Ma il sistema capitalistico, non so che soluzione. È lì la passione che aveva Turoldo di Nomadelfia, no? Che è restato un piccolo segno, no? Anche delle persone con grossissimi problemi, adesso grossissimi problemi. Ecco. E per finire, la domanda classica, un film, un libro, una canzone, diciamo, che possono essere libere e non strettamente legate al 68. Il mio film, prima di tutto, è Gli Ultimi, che si è interpretato, io penso di aver conosciuto Turoldo abbastanza benino, perché ho servito la messa, veniva nel mio paese a passare una sorella della mamma, era sposata a Rivis, e lui aveva una piccola stanzetta, insomma, dove si ritirava per 15-20 giorni, giocava a bocce la sera con gli homes, insomma, anche lui gli piaceva essere popolo finalmente. Lui vedeva le grandi città con i condomini, quelle robe lì, diceva sono culinarie, questo senso, insomma, un po'. E naturalmente credo che il film degli ultimi sia, vado a dire, messo ogni tanto lì, no? Anche domenica. Dicevo, domani sabato fanno nella mia sala Gli Ultimi. È stato anche il rettore dell'università una volta a vedere. E ho detto, sentite voi, dico, di Degliano, avete trattato del Turoldo in una maniera tragica. Pensate che quel ragazzino lì era lo spaventapasseri. E nessun adulto, non solo, ma quando la pecora ha mangiato fili d'erba nel campo di un paron, il paron ha detto che io ero di finire con queste inca sono pitox. Questo siete voi. Questo è il film che vedete. Neanche la meraviglia non riesce a vivere in profondità, perché io sono di lì, so fino in fondo. Terribile. A me ne che ha avuto un cancro al testicolo, che di Turide, mia sorella è andata a morire a Turide, e ha detto, che lei, a tutti i chioli che lei, non sa che le freit. Questa è senti una roba. Vedi come anche adesso, è interessante, insomma, il film secondo me è una protesta anche sociale, di rilievo, la scuole, il disastro di scuole. Poi l'unico rapporto con David, il bambino, è lei inchiocalo. Non so se sbaglio, ma è terribile sto film.
Benissimo, ecco, e questo è il film, no? Poi per quanto... Libro e Sì, no, senz'altro. Poi il libro, io sono appassionato di Hans Küng. Hans Küng è un teologo che è ancora vivente e ha scritto un grossissimo volume che sarebbe questo, Hans Küng, una battaglia, in italiano è scritto così, una battaglia lungo una vita, idee, passioni, speranze, il mio racconto del secolo. Però il titolo originale, perché gli lascio il titolo originale, è un'altra roba, che è scritto Erkämpfte Freiheit, Erinnerung, umstrittene Wahrheit, erlebte Menschlichkeit, che è un'altra roba. Ecco. Allora, questo, sì, ecco, questo sarebbe il mio, sono 500 pagine. Metto qui tanto perché... Ecco. E il film, lasciatemi dire, la canzone è cantata soprattutto da nostra grandissima. Il cielo in una stanza. Il cielo in una stanza. Che rappresenta la mia nostalgia più profonda, ecco, di una affettività negata.